Professor Sacco, Alessandro Baricco dice che è giunto il momento di diminuire i finanziamenti a teatri e investire su scuola e TV, perché i tempi sono cambiati e non c'è più quel bisogno di finanziare con i soldi pubblici che c'era allora. Lei lavora su queste cose, che idea si è fatto leggendo Baricco stamattina? Diciamo che la sua posizione mi sembra un po' ingenua, nel senso che sicuramente dobbiamo investire di più sulla scuola. Sulla televisione francamente non saprei, mi sembra che si investa già parecchio. Direi che soprattutto è un po' irrealistico poter immaginare, come lui fa, un settore culturale che lui ritiene sia appannaggio di un segmento relativamente limitato della popolazione, quindi lontano dalla cultura di massa su cui si dovrebbe realmente investire. In realtà quello che noi oggi sappiamo è che settori culturali anche apparentemente specialistici possono diventare anche molto più popolari nella misura in cui si forma un pubblico con le competenze culturali adatte. Questo non richiede operazioni paternalistiche, richiede però delle politiche culturali veramente concentrate e ben coordinate sulla formazione del pubblico, sulla possibilità di far sì che le persone imparino ad utilizzare le esperienze culturali in modo più significativo per loro. I contesti locali in cui questo si è fatto hanno rivelato che non solo questo è possibile, ma produce dei risultati anche superiori alle aspettative.